Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Si svilupperà una cittadella del lavoro a Mestre, dove a poche centinaia di metri in linea d'aria si concentrano le sedi di Veneto Lavoro, dell'Ispettorato Territoriale di Venezia, dell'INAIL, delle associazioni sindacali e di categoria. Il sindaco del Comune di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnaro ha infatti firmato il decreto per l'approvazione del progetto esecutivo che consente il via ai lavori per la riconversione dell'ex centro per l'impiego di via Rampa Cavalcavia a Mestre, appunto, come nuova sede del centro per l'impiego e delle politiche del lavoro. La nuova sede del centro per l'impiego si svilupperà su una superficie di circa 2000 metri quadrati, dove verranno realizzate 70 postazioni per operatori, sale riunioni e servizi, con il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. Ultima pagina. Carlo Alberto Tesserin ha scritto pagine importanti della vita politica e sociale del Veneto e di Venezia. Nel suo ultimo incarico ha messo passione e competenza, tanto lavoro e tanto amore per un simbolo della cristianità come San Marco. Con tutta la stima possibile gli rivolgo il più profondo ringraziamento per il grande lavoro svolto. Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia rivolge il suo saluto al primo procuratore di San Marco che lascia il suo incarico per motivi di salute. La gestione e la conservazione della Basilica di San Marco è stata sempre portata avanti da Tesserin, con le capacità, la conoscenza, la cultura e la determinazione a tutti nota. L'esperienza del suo operato sarà preziosa per chi lo sostituirà, ha aggiunto Zaia. E nella mattinata di oggi, mercoledì 27 marzo, in occasione della Settimana Santa, il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha voluto offrire in dono al patriarca Francesco Moraglia un'ampolla di olio frutto degli ulivi del Giardino della Memoria di Capaci, giardino che sorge a pochi passi dallo svincolo di Capaci nei pressi della Stele lungo l'autostrada A29, la quale ricorda la strage per mano mafiosa dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre ai poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. La vedova di Antonio, Tina Martinez Montinaro, ha voluto che a ridosso del luogo in cui quel 23 maggio 1992 avvenne il drammatico attentato, nascesse un giardino con un albero di ulivo dedicato a ogni vittima innocente della barbarie mafiosa. E questa mattina una nuova casetta rossa per il book crossing ha trovato spazio nel territorio comunale di Venezia. Dopo la prima installazione avvenuta durante il Novembre Donna 2023 nel giardino di Villa Franchin, storica sede del centro antiviolenza del Comune di Venezia, oggi si è scelto un luogo altrettanto significativo per il posizionamento di una seconda casetta, il cortile della municipalità di Lido Pellestrina. Al suo interno, infatti, si trova uno dei due sportelli gestiti dal CAV, il centro antiviolenza, mentre l'altro si trova a Villa Groggia, Venezia, inaugurati nel 2020 per capillarizzare il supporto alle donne del territorio. L'iniziativa parte da un'idea di Massimo Vianello, un privato cittadino che durante il periodo del Covid ha iniziato a costruire casette per i libri insieme ai suoi figli. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.